Ma io ho poco da chiedergli, l'unica domanda che gli faccio immediata è ovviamente legata al brutto ricordo di quella partita di campionato persa contro di loro. E quindi magari, ecco, tu sei amico anche di Antonioli, che era Non si sente più di che però. cosa, se è una cosa paragonabile oppure no, insomma, una situazione di quel genere con le difficoltà che questa volta sul loro campo puoi incontrare, considerando che loro sono una squadra molto fisica e che farà, come fanno dell'agonismo, la propria caratteristica basilare. Ogni partita ha una storia, quindi quello che ho detto riguardante quella dello scorso anno conta più, conta quella che sarà domani, quindi le difficoltà più o meno credo che saranno quelle, quindi l'aggressività, il campo stretto, questi giocatori brevilini che cercheranno di attaccarci negli spazi. Credo che insomma sono difficoltà che oggettivamente questa squadra qui ti può proporre. Quello che è stato ormai non conta più e quindi andiamo lì consapevoli di trovare un ambiente, una partita difficile. Io credo che partite facili non esistano. Abbiamo visto anche quella del giovedì, il Perugia, che secondo me è la squadra più forte come altre squadre. Sono partite che se prendono una piega devi essere bravo a girarla come siamo stati noi mercoledì, però ripeto, le difficoltà le squadra aggressiva che è chiaro che ha fatto due sconfitte e ha pareggiato domenica il derby a San Benedetto, quindi credo che questo risultato abbia dato entusiasmo e quindi domani credo che sarà veramente una partita molto molto tirata e dobbiamo trovare pronti. Sì, volevo chiederti, mister, come sta la squadra, chi riesce a recuperare e chi invece non ce la fa. Bah, chi non ce la fa, che rimane a casa è Keresic, Valentini e Paponi, sono gli unici tre che rimangono a casa, poi gli altri vengono tutti, abbiamo recuperato oggi che si sono allenati per la prima volta Ronaldo e Andelkovic, che avevano avuto dei problemi da mercoledì scorso e anche Saber si è allenato. Quindi quello che dicevamo dopo la partita, adesso dopo la partita non ti permette di allenarti, che comunque non è solo l'allenamento, ma l'allenamento e il recupero e adesso siamo gli altri sono un po' tirati, quindi con tante situazioni anche fisiche molto, bisogna stare attenti, perché basta niente, domani è la quinta partita, quindi è dura, però dobbiamo tirarci sulle maniche e quello che poi sappiamo che troveremo duro, difficile, però noi dobbiamo esserci. Ma ti aspetti una partita sulla falsariga di Fano per aggressività, ambiente, cioè voglio dire che dove il Padova deve tirare fuori? Non lo so, noi dobbiamo essere pronti a quella la partita, poi noi siamo il Padova e dobbiamo fare certe cose e loro faranno delle altre, non lo so, ogni gara, ripeto, no? Dal punto di vista ambientale, caratteriale, credo che sarà sulla falsariga di Fano. Non conosco bene, al di là della partita dello scorso anno, però vediamo domani. Senti, Bene, che abbiamo recuperato almeno abbastanza le energie nervose. può sembrare una banalità quello che dico, e forse lo è anche, però dopo, insomma, sarebbe molto importante dare continuità alla vittoria dell'altra sera, no? E iniziare praticamente, cercare di iniziare un filotto in questo senso. Noi dobbiamo pensare una partita alla volta, quindi mercoledì è stato mercoledì, domani è un'altra. Non dobbiamo pensare a lungo termine, noi dobbiamo pensare una gara alla volta. Quindi credo che questi pensieri che tu hai avuto noi non dobbiamo averli, dobbiamo pensare soltanto alla partita, quello che sarà in quei 90 più minuti.
tutti i discorsi futuri di quello, dare, sono tutti discorsi, chiacchiere, non contano. Conto quello che fai durante la gara e alla fine avrai le somme, però io credo che dobbiamo vivere proprio giornata dopo giornata e poi basta, i discorsi. Il Padova ha fatto squadra, c'è squadre molto più forti che hanno speso molto più di noi, hanno comprato più giocatori di noi, quindi basta questi discorsi qua. Noi siamo come 5-6 squadre e insieme a queste speriamo e crediamo di essere competitivi. Senti Andrea, dal punto di vista psicologico, secondo te questa vittoria può rappresentare una svolta nelle convinzioni del gruppo? Perché dal punto di vista, diciamo, della qualità del gioco, soprattutto dopo il gol che avete preso e dopo aver rischiato 2-0, voi avete dimostrato di avere qualità, di avere notevoli, soprattutto su questo asse nuovo di sinistra, avete fatto molto bene. Ti chiedo, c'è la convinzione, secondo te, da mercoledì sera, da giovedì, insomma, a oggi, che si possa veramente svoltare, nel senso che tu stesso auspichi anche come modo di interpretare la partita, cioè di imporre il proprio gioco come vuoi tu? Ma ogni partita è diversa, a casa nostra è una cosa, il campo è diverso, cioè sono situazioni che comunque condizionano un po'. Le squadre hanno delle caratteristiche, quindi non lo so, però al di là di questo discorso qui sono d'accordo per dare è solo la partita, è solo i risultati positivi che ti danno quello che dicevo anche prima, continuità, ti danno convinzione nei propri mezzi, in quello che fai. Quindi al di là di tutto è quello, la vittoria, poi anche se non la vittoria, comunque fare una partita importante. Però credo che quello che diciamo sempre, i punti, vincere, ti dà spirito, spinta, convinzioni, e quindi quello è un viatico importante. Quindi, però al di là di questi discorsi qua, poi c'è la partita lì che devi andare a prendere queste cose qua. E lì ci sono degli avversari che sanno che giocano in casa, che hanno delle condizioni che possono sfruttare, e noi dobbiamo essere bravi a fare bene, a subire poco di quello che loro vogliono fare. Senti, hai festeggiato dopo mercoledì con Matteo, magari, non so, un brindisi? Non capita tutti i giorni di vedere il figlio che fa gol per il papà. No, infatti è stata veramente un'emozione grande, e quindi la metti insieme a tutte le fortune che ho avuto, perché non è facile. Sì, abbiamo festeggiato e giovedì siamo andati a mangiare insieme, quindi gliela dovevo una cena e sono contento per lui, dai. E soprattutto comunque per la squadra. Abbiamo fatto una buona partita, però veramente non sono discorsi retorici o più che altro, ma io l'avevo già dimenticata al fischio, perché so che questo è un campionato così, bisogna resettare tutto. E il rammarico più grande è avere giocatori che sono fuori per infortunio, e insomma, i Valentini staranno fuori ancora un po', perché ancora il problema fisico ancora, insomma, ci sono ancora degli ematomi, e quindi saranno un po' più lunghi i tempi. Di Valentini, dicevi? Di Valentini, di Kresic, entrambi, quindi adesso è 2 giorni che si allena con noi Paponi, però al di là di tutto questo poi non possiamo, ci alleniamo poco perché giochi, e quindi sei sempre lì, dovresti magari fare situazioni importanti per darti continuità, per crescere ancora. Sono arrivati anche dei giocatori negli ultimi momenti, però adesso c'è la partita e il nostro allenamento lì, e dobbiamo tirare fuori. Poi abbiamo cercato di girare il più possibile tanti giocatori, che faremo magari anche domani. L'importante è essere pronti, e questo lo sanno. Andrea, volevo chiederti, la squadra che si è vista contro il Mantova, secondo me ha avuto molto di positivo, si avvicina abbastanza all'optimum che tu stai ricercando, insomma, considerate anche le tue convinzioni tattiche e anche, insomma, del tema di squadra che hai sviluppato sia quest'anno che negli anni scorsi?
Ritorno a quello che dicevo prima, tante cose le abbiamo fatte, però quando giochi così non riesci ad allenarti a sviluppare delle situazioni che invece normali riesci attraverso le esercitazioni, tante cose, quindi dobbiamo stare in campo poco perché comunque sei stanco e ripeto, i giocatori con caratteristiche non avevamo sono arrivati ultimamente, sono arrivati anche in condizioni non proprio come quelli che sono dall'inizio, quindi sono tante cose che ancora devono trovare un percorso di equilibrio un po' più generale, quindi adesso non riesco a dire quello che è. Mi piace la squadra, l'atteggiamento che ha avuto, tante cose, però poi adesso abbiamo, ripeto, tante partite abbiamo giocato e c'è questa qui, quindi il mio obiettivo è soltanto pensare a gara dopo gara, quindi non vado oltre, non ho altri pensieri, anche perché non posso averli, non ho tempo per provare, sperimentare, e quindi devo pensare solo a tirare fuori il massimo da chi gioca durante la gara. Senti, tra l'altro la partita di domani praticamente chiude il primo ciclo, no, di partite ravvicinate, perché poi la prossima settimana, no, dicevi finalmente vi potrete almeno fare una settimana tipo. 4 giorni, saliamo 4 giorni, perché Vabbè, insomma. rientriamo mercoledì e gli do 2 giorni perché mercoledì faremo doppio, faremo un allenamento giovedì, quindi sono 3, uno venerdì e poi sabato, quindi sono 2, 3, 4, 5 allenamenti e quindi questa sarà la settimana. Poi non facciamo in tempo neanche a respirare che ne abbiamo altre 5 partite perché giochiamo in casa, poi andiamo ad Arezzo, poi in casa, poi andiamo a Firenze e poi ancora a Cesena, quindi altre 5 partite, quindi questo la dice lunga. In un mese giochiamo 10 partite, una partita ogni 3 giorni, che neanche squadre con rosi più importanti, quindi veramente bisogna veramente stare lì sul pezzo, proprio partita dopo partita e pensare solo a quello, però questo è, dobbiamo percorrere questa strada.